Firmato il verbale di consegna dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale a Palma di Montechiaro, un passaggio decisivo, ha affermato il sindaco di Palma Stefano Castellino, che segna l'avvio ufficiale del cantiere, frutto di un lungo e complesso percorso amministrativo e della proficua collaborazione e sinergia istituzionale con il governo italiano presieduto da Giorgia Meloni, che ringraziamo insieme al ministro Nello Musumeci, al ministro dello sport Andrea Bodi. È un risultato reso possibile grazie a un finanziamento di 700.000 euro ottenuto tramite il bando Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. Gli interventi riguarderanno, tra le altre cose, la tribuna, il rifacimento del manto erboso, l'adeguamento funzionale dell'intera struttura. Restituiremo ai cittadini uno stadio sicuro e funzionale, continua il primo cittadino di Palma Castellino. Puntiamo a consegnare l'opera in primavera, così la stagione sportiva 2026 potrà essere giocata finalmente in casa con il nostro pubblico. Voglio altresì ringraziare, afferma il sindaco, Salvatore Di Vincenzo, capo area dei lavori pubblici, e RUP, Aldo Bardo, direzione dei lavori, la ditta esecutrice rappresentata da Salvatore Lorenzano e gli uffici comunali per l'impegno e la competenza dimostrati. Oggi abbiamo firmato, gli uffici hanno firmato e noi come esecutivo abbiamo assistito alla firma della verbale di consegna anticipata dei lavori di ristrutturazione del nostro stadio comunale. È stata una procedura alquanto complicata, però alla fine, grazie alle sinergie istituzionali che legano la città di Palma di Montechiaro in questo caso con il governo nazionale e alla grande capacità lavorativa e operativa dell'ufficio tecnico, in particolare dell'architetto Salvatore Di Vincenzo e del direttore dei lavori, l'architetto Aldo Baldo, siamo riusciti finalmente a recuperare il finanziamento e a procedere oggi al verbale di consegna alla ditta tecnico edil. Qui abbiamo il legale rappresentante, che è il signor Salvatore Lorenzano, che ringraziamo per la sua presenza e gli auguriamo un grande in bocca al lupo per questa opera. E quindi da qui a 15 giorni, così come previsto dalla norma, ci sarà il concreto inizio dei lavori in cantiere. Saremo lì presenti tutti con i consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio, che ringraziamo sempre, la mia maggioranza, per il loro sostegno sempre forte, presente e costante che abbiamo avuto in questi anni. Un ulteriore cantiere che si apre a Palma di Montechiaro, come se già quelli in corso non fossero sufficienti, quindi mettiamo ancora carne sul fuoco. Noi auspichiamo che la prossima stagione calcistica, siamo certi anzi che la prossima stagione calcistica, quella che partirà a settembre 26, potrà avere una squadra della nostra città a giocare nel proprio stadio, e probabilmente l'inaugurazione di quest'opera avverrà un po' prima dell'estate, in primavera. Siamo davvero contenti. È il terzo cantiere o il quarto cantiere che si apre al villaggio Giordano, cosa da sottolineare fortemente, perché considerate che il villaggio Giordano rappresenta una periferia importante del nostro territorio e che in questo momento vede aperto un cantiere del PNRR per quanto riguarda un centro polifunzionale, l'asilo nido che è in corso, che già è stato finanziato, adesso abbiamo l'ampliamento in corso e da qui a un paio di settimane i lavori dello stadio comunale. Siamo davvero orgogliosi di poter servire la nostra comunità. Davvero essere sindaco di questa città è l'onore più grande che si possa avere, e sono davvero onorato di servire Palma di Montechiaro e di essere rappresentante di questa meravigliosa squadra composta, ripeto, dai miei assessori, dai miei collaboratori, il Presidente del Consiglio, i consiglieri comunali e tutti i capi area, il segretario comunale e tutti i dipendenti comunali. Siamo davvero, questo lo dico senza falsa modestia, una grande squadra e sono orgoglioso di esserne l'ambasciatore. Viva Palma di Montechiaro!